Vi trovate in linea con questo si allaccia poi a maggiori consumi, minori consumi, perché a questo punto se tutto sommato sono in linea con l'anno scorso, però c'è ad libitum queste aperture che vengono propugnate a gran voce dalla grande distribuzione, i conti non tornano, no? Beh sì, noi ci troviamo in linea sul discorso del Presidente Sangalli che i consumi sono quelli dell'anno scorso. Quindi anche per Padova e territorio? Sì, sì, anche per Padova. Non è che prospettiamo chissà che di importante, però ritengo che quello che diceva anche l'assessore Marcato, che parlava di cosa ti serve di andare a prendere il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano, è perché scatta quel meccanismo che se tieni aperto tu, tengo aperto anch'io, e quindi di conseguenza tengono aperti tutti e due. È questo che un po' bisognerebbe regolamentare, nel senso che questa grande distribuzione con la legge Monti si è liberalizzata o deregolarizzata, come dice Francescon, in senso proprio di cannibalismo. Il pesce più grande deve mangiare il pesce più piccolo, così non si va da nessuna parte, perché così mettiamo in crisi un sistema, così non produciamo niente e soprattutto noi non creiamo quelle occupazioni che si sperava, perché non si è creato nessun tipo di ulteriore occupazione, anzi il contrario, perché i piccoli sono stati danneggiati, qualcuno ha dovuto fare un taglio ai costi, quindi si va a tagliare sui dipendenti. Allora io ritengo che lo Stato centrale deve comunque rivedere tutto e consegnare alle regioni la competenza, però a più largo respiro, perché sennò si crea come i saldi, che quelli di confine, creano i saldi la settimana prima e quelli c'è il turismo commerciale. Quindi c'è questa evacuazione di persone che uno passa di là, dopo passa di qua e non va bene neanche questo. Quindi si deve essere a comparti dove si fa un regolamento chiaro in mano alle regioni che si mettono d'accordo e così si riesce a governare una situazione, perché avanti di questo passo non si andrà da nessuna parte. Movimento 5 Stelle, anche voi vi siete pronunciati al riguardo, concorda con queste posizioni, concordate con queste posizioni? Assolutamente sì. Noi tra l'altro anche abbiamo proposto un disegno di legge che è stato approvato alla Camera e che avrebbe dovuto attendere il via libera da parte del Senato. Quindi bloccato adesso? Assolutamente sì, ovviamente, ed era quindi saltato forse perché... Ma guarda, io dubito che in 4-5 giorni riusciranno adesso ad approvarlo, visto che vorrebbero sciogliere le Camere prima di Natale. Quello che voglio dire è che noi siamo sempre stati contrari, o quantomeno non ostili, ma che la grande distribuzione fosse maggiormente regolamentata. Ecco, riutilizzo questa parola che è sicuramente più corretta. Anche perché poi non c'è solamente una questione speculativa in termini anche edificatori, si veda per esempio il caso di Due Carrare, per esempio, si veda il fatto che aprire un determinato circuito di prodotti all'interno di una rete di grande distribuzione mi fa chiudere 4-5 negozianti piccolini nei dintorni e quindi si crea il fenomeno anche che l'assessore aveva giustamente anche sottolineato, che era quello della desertificazione e quindi del degrado sociale, degrado urbano. Quindi l'attività commerciale, l'attività produttiva è strettamente legata anche ad un equilibrio sociale e culturale. Perché dico io porsi nelle condizioni di limitare quantomeno queste aperture? Noi avevamo proposto anche delle 12 festività, almeno 6 festività chiuse, quindi avevamo già iniziato a in un qualche modo cercare di trovare un minimo compromesso, anche perché nel 2015 la Corte di Cassazione ha detto che il lavoratore non è obbligato a prestare servizio durante le festività, ma sappiamo che il lavoratore è la parte debole e non può ovviamente rinunciare o declinare quello che è l'obbligo del suo datore di lavoro. E quindi è chiaro che la questione va assolutamente ripresa in mano, ci auspichiamo attraverso anche un ritorno a una competenza regionale, ma soprattutto noi siamo appunto contrari per una questione appunto di sopravvivenza di quello che è il nostro tessuto produttivo che ha caratterizzato il Veneto, la nostra storia, il nostro passato, le famiglie, perché andiamo a vedere anche chi governa queste piccole attività.
facciamo uno studio, fa parte di un nostro patrimonio che va salvaguardato. Concludo dicendo, anziché tenere aperti i centri commerciali di domenica, tenere aperti i musei eventualmente. Ecco, quindi come vede abbiamo una prospettiva che è molto allineata con quella che è appunto di mercato ai nostri tecnici qui presenti. Allora adesso devo dare la parola tanto ad Azzalin quanto anche al sindacato, che è stato qualche volta chiamato anche in causa, perché appunto vediamo che posizione viene ad avere. Voglio precisare, stiamo parlando, giustamente è stato sottolineato, però non tutti i nostri telespettatori comprendono bene, questo l'abbiamo capito parlando con le persone. C'è grandi centri commerciali un discorso, piccoli negozi è un altro, perché non diciamo tutti gli esercizi commerciali, il problema è che si crea una contrapposizione tra chi può farlo, GDO, grande distribuzione, e i piccoli che invece sembrano avere delle difficoltà. Solo una precisazione che le città d'arte, quelle lì, sono legittimate a tenere aperto alla domenica. Ecco, questa è l'altra, bravissimo, questa è l'altra precisazione, queste sono legittimate a tenerlo aperto. Cioè, può pensare uno che va a Venezia anche... e trova chiuso, perché Venezia è legittimata a tenere anche aperto. Padova è centro storico. Sì, ma faccio per... Sì. Ma ci aggiungiamo questo, che i piccoli esercizi all'interno dei centri commerciali sono obbligati a tenere aperto, non è che lo fanno volentieri, sono obbligati. Ah, sono obbligati. Altrimenti pagano delle sanzioni. Ah, e questa è l'altra cosa importante da sapere. È un condominio, quindi devono rispettare le regole del condominio. E il sindacato in questo caso non rappresenta la GDO, vero? Come non No, scusa, nel senso che voi rappresentate i lavoratori della GDO, rappresentate anche i lavoratori della GDO. Rappresentiamo tutti quanti i lavoratori del settore. Sì, nel senso che non abbiamo la rappresentanza. Nei vari settori, certo che quelli della grande distribuzione abbiamo ancora una questione aperta, grande come una casa. Noi non riconosciamo Federdistribuzione, quella sigla sindacale, perché dopo 4 anni non è riuscita a siglare un contratto nazionale. Cioè quei lavoratori non hanno neanche un contratto nazionale. Quando dopo le do la parola, questo è importantissimo, infatti volevo dirlo perché altrimenti giustamente chi ci ascolta dice che ci mancano delle precisazioni che vanno fatte. Le nostre controparti sono queste, non di certo Federdistribuzione. Ecco, benissimo. Riprendiamo il discorso. Che abbiamo sottoscritto i contratti. Sì. Tra le altre cose. Pubblicità pochi secondi.